Febbre altissima, vomito, dissenteria. Si è presentata così l'infezione da West Nile che in poco meno di 2 settimane è costata la vita a Lorenzo Corradin, 84enne di Presina di Piazzola sul Brenta. Corradin era pensionato dopo essere stato modellista alla Belvest. L'uomo è stato ricoverato in ospedale a Cittadella, dove è arrivata la diagnosi. Ricoverato inizialmente in medicina, poi per la diagnosi di West Nile e l'aggravamento è stato portato in neurologia, dove purtroppo ha avuto un peggioramento fino all'esito di domenica sera. Il virus ha un'incubazione di 2 settimane. L'anziano era solito andare nel giardino e nell'orto della sua abitazione. Nelle ultime settimane, conferma l'ULS 6, si è registrato un aumento dei casi. In questo momento nella nostra provincia, nella provincia di Padova, abbiamo 37 casi registrati West Nile. Sono stati registrati un aumento di infezione negli ultimi 15 giorni legati anche alla situazione atmosferica, a caldo, ma anche un aumento dell'umidità e le piogge che sono avvenute. 12 casi con sintomatologia di tipo neurologico, le complicazioni più gravi, che interessano di solito meno dell'1% delle persone infette, una su 150, i rimanenti stati febbrili. Rassicurazioni arrivano dalle autorità sanitarie. In molti casi sono fortunatamente asintomatici, in quanto la malattia solo in casi molto rari porta a un aggravamento della patologia. Non sono necessari interventi per la disinfestazione finché non si manifestano 2 casi all'interno di un piccolo raggio, spesso nella stessa comunità o nello stesso comune. Per ora si sono registrati solo casi singoli di infezione da West Nile.